Ho sentito tali bestialità in quest'Aula che è necessario puntualizzare, perché nessuno di noi abita nella montagna del sapone, capogruppo Soranzo. La parità di genere, vice capogruppo, la parità di genere non ce la insegna nessuno. Si percorre attraverso due strade. La strada numero 1, chi ne ha di più se ne fa carico. Banalmente perché se ne nominate 2, la parità vuol dire un maschio e una femmina. Se io ne nomino uno, che nomina paritaria posso fare? Non posso fare mezza persona maschio e mezza persona femmina. La parità nelle nomine, se uno vuole perseguirla, quando ne ha 2 stavolta e 2 la volta scorsa, sono 4, su 4 una donna ci sta? No. Però da quello che ha detto lei, ex capogruppo Soranzo, doversi far carico di una nomina di genere è compito delle minoranze, perché voi proprio neanche considerate la possibilità e anzi ci rimproverate perché a vostro giudizio non abbiamo voluto fare la nomina al femminile, perché non è, secondo voi, nelle vostre necessità. È una questione di cui non vi occupate, perché tanto ci sono le minoranze che si fanno carico della quota di genere e questo è un principio che ha deciso lei, che sta dentro la sua testa, ma non è un principio di realtà o di verosimiglianza con la realtà. Se non se ne fa carico chi può nominare sia un maschio che una femmina, parità non vuol dire femmina, parità vuol dire pari un maschio e una femmina. E noi diventiamo costretti a nominare la femmina perché voi non esercitate la parità avendo 2 nomine e scegliete 2 maschi. La parità non è nel complesso, è nelle singole scelte che si fanno e se volete la parità a casa mia, di fronte a una nomina di 2 persone, è un maschio e una femmina. Di fronte ad un'unica nomina, che parità posso fare? O sarà un maschio o sarà una femmina? No, voi pretendete che noi dobbiamo decidere in termini paritari mettendo già in conto che voi donne non ne fate. E allora è ovvio che per la parità per noi è donna. Dove sta scritto? Perché? Sulla base di quale principio, secondo lei, collega Soranzo, le donne devono essere nominate solo dalla minoranza? Se non è così, si concorda prima e non è fare gli accordicchi sotto banco, a meno che, ripeto, non viviate sulla luna. Cara minoranza, siccome per il CDA di Veneto Sviluppo non ho neanche una donna, sebbene potessi averne tantissime, decidiamo chi la nomina e costruiamo le candidature sulla base del rispetto del principio. E nel caso di Veneto Sviluppo non potevamo costruire niente perché i termini non erano stati riaperti. Oggi addirittura ancora peggio, perché mentre sul CDA di Veneto Sviluppo non erano stati riaperti i termini e quelli erano, oggi i termini sono stati riaperti, collega Soranzo, e nessuno è venuto a dirci finché i termini erano aperti che anche questa volta la destra non si sarebbe fatta carico della parità nelle sue 2 nomine. E se Villanova può dirmelo anche una settimana fa, ma se i termini sono chiusi, io come me lo invento che anche stavolta la destra non si fa carico della parità? Che nominandone 2 la parità vorrebbe dire 1 e 1? Io non lo so. Lasciamo parlare la collega. Lasciamo parlare la collega. Quindi non solo, punto 1, non vi fate carico della parità che spetterebbe a chi ha più di una nomina. 2, non solo non ci informate del fatto che abbiate deciso di non farvi carico della parità, ma la cosa ancora più grave è che arrivate in aula e ve ne fregate, perché la risposta che ci avete dato è chi se ne frega, noi nominiamo 2 maschi, se volete anche voi nominarvi il maschio nominatevelo, tanto andrà a finire come col CDA, ci faranno ricorso e chi se ne frega se ci faranno ricorso. Così mi è stato risposto. Quindi non solo non vi fate carico, non concordate e ve ne strafregate del fatto che andiamo a nominare un organismo che è contra legem. E io dico, rinviamo il punto, troviamo un modo per venirne a capo, ve ne fregate.
perché non solo non rispettate la parità individuando le nomine, ma voi non rispettate il principio e quindi l'unica cosa che vi interessa è mettere un po' di gente sulle poltrone, non rispettare il principio di parità. E questa è una posizione ideologica che è emersa chiaramente dal suo intervento, collega Soranzo. È la mia impressione, sì, di solito esprimo le mie impressioni, non quelle degli altri, grazie a Dio. Non sono bipolare, quindi esprimo le mie. Tant'è che anche sul CDA di Veneto Sviluppo, che è oggettivamente contra legem, perché sono 3 maschi, e vive da un mese, che intenzioni avete? Perché noi siamo disponibili a far dimettere il nostro domani mattina e ricostruire un CDA in regola. Ve ne fregate, perché finché il ricorso che è stato fatto dalla Commissione Pari Opportunità non arriverà a giudizio, per voi quel CDA può continuare ad operare, perché il principio di parità di genere per voi non è un principio che merita la vostra attenzione e che viene rispettato solo le volte in cui per sbaglio la minoranza se ne fa carico, perché a voi non ve ne frega niente del principio. Tant'è che dite tocca sempre alla minoranza mettere la donna, perché non è un problema di cui noi ci occupiamo. E non mi faccia la morale, collega Soranzo, sul profilo delle candidature che vengono inserite dentro gli elenchi o delle nomine che avete fatto, perché abbiamo assistito a delle nomine di gente che era candidata alle regionali con Fratelli d'Italia e Lega e poi è stato messo a presidente dei CDA, di ESU e di altri organismi. Il presidente di ESU, Padova, era candidato con la Lega Nord. Dopo te lo dico. Collega Soranzo, Non mi ricordo il nome, dopo te lo dico. guardi il tempo. Proseguo. Quindi, a mio giudizio, la parità di genere nelle nomine è proprio un tema di cui voi non vi volete far carico. È addirittura perché non basta dire 30 sciocchezze. secondi in più. Chiudo. Non basta dire sciocchezze, bisogna anche prendere in giro la gente dicendo il privilegio di nominare donne che voi non volete utilizzare, esercitare. Allora noi ribadiamo, Presidente Ciambetti, che per quanto riguarda le minoranze non abbiamo intenzione di candidare nessuno, di partecipare al voto e per noi il nostro posto rimane vacante. Nominatevi il vostro consiglio, il collegio di revisori con i vostri 2 maschi.